della Lega Calcio 8, benvenuti all'Atletico 2000, nona giornata di Serie A2, The Wall contro Sporting Roma. Salutari potrebbe far esplodere il destro, va sul mancino, poi Salutari cicca la conclusione che finisce fuori. Sporting Roma, il lancio lungo a cercare il colpo di testa e la rete che beffa il portiere avversario in uscita, la segna Radu 1-0. Lancio lungo, male qui difensivamente The War, la palla per Radu, il portiere salva tutto. Buono il controllo adesso, la palla dentro per il compagno che la mette indietro per Copparoni. 1-1, Copparoni servito perfettamente, pareggia i conti. Lancio lungo, palla poi fuori. Copparoni si ferma, Copparoni, Butnaru ci arriva. Palla messa in mezzo, Butnaru respinge, poi ancora non riesce a spazzare lo Sporting Roma, poi il destro, ancora Butnaru. Bello il tocco, non c'è fallo, si continua a giocare. Marronaro salta l'avversario, Marronaro! Questa volta non può nulla Butnaru, 2-1 del The Wall che va avanti sullo Sporting Roma. Rimessa laterale. Radu riceve dal compagno, Radu con l'esterno destro, non può nulla il portiere avversario, ma che gol ha fatto Radu? The Wall che attacca adesso con Pellegrini che viene servito di tacco, Pellegrini fuori di un nulla. Il lancio lungo a cercare Sprincenato, servito dal compagno, il tiro e la rete del 3-2 dello Sporting Roma. Non finisce mai questa partita, di nuovo in avanti lo Sporting Roma. Scambio col compagno, si continua a lottare in mezzo al campo, l'arbitro non fischia, anzi sì. Calcio di punizione sul quale va Copparoni, Butnaru non perfetto, Copparoni fa 3-3, doppietta personale. Sporting Roma che adesso attacca in ripartenza, occhio che potrebbe crearsi il 3 contro 2, sì, si crea un 2 contro 2, la palla può essere messa in mezzo, tiro, deviazione del portiere e poi arriva ancora una volta lui, ancora Radu, 3-4. Occhio ancora la ripartenza dello Sporting Roma, condotta il fallo, calcio di punizione, cartellino giallo. Proverà col suo destro Giurgi la deviazione, lo favorisce, 5-3 dello Sporting Roma che porta a casa il match, probabilmente. Non c'è più tempo per il direttore di gara, finisce qui il match, una splendida partita tra The Wall e Sporting Roma terminata 3-5. Purtroppo ogni volta che entravano era un gol e alla fine chi segna di più vince. La squadra ha fatto una buona partita per una parte della partita, per il resto dobbiamo stare più attenti e non dobbiamo sempre lamentarci con l'arbitro o con le assenze, ma anche quando mancano dei giocatori tocca portare a casa i 3 punti. Ci allontaniamo un po' dalla vetta, ci eravamo rifatti sotto pericolosamente e purtroppo non ci voleva. Posso dire che oggi abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, loro molto bravi con la palla. Sono molto fiero che oggi i miei ragazzi hanno fatto uscire fuori tutta la grinta, la voglia, l'ambizione di vincere. E più che altro abbiamo portato a casa i 3 punti molto valorosi.